l'impianto a soffitto è un impianto radiante e quindi riesce ad avere tutti i vantaggi tipici degli altri impianti radianti, quali ad esempio l'impianto a pavimento. Primo fra tutti, quello del comfort, perché appunto funzionando per irraggiamento è l'impianto che riesce a darci il maggior comfort rispetto agli altri sistemi più tradizionali, quali ad esempio radiatori o venticonvettori che funzionano per appunto convezione. In più l'impianto a soffitto ha dei vantaggi peculiari rispetto ad esempio a un impianto a pavimento. L'impianto a soffitto è l'impianto che riesce a garantirci il miglior comfort durante tutto l'arco dell'anno. Infatti gli impianti radianti, sia a pavimento che a soffitto, si possono utilizzare non solo per riscaldare in inverno, ma anche per raffrescare in estate. Le nuove abitazioni e le mutazioni un po' del clima di questi ultimi anni hanno fatto sì che sia proprio il raffrescamento estivo la parte più importante per l'impianto. Infatti, sempre più le estati stanno diventando più calde e quindi diventa sempre maggiore la necessità di andare a raffrescare gli ambienti e il nuovo modo di costruire gli edifici o comunque anche quando si va a fare un intervento di ristrutturazione importante e si va quindi a coibentare molto l'edificio, fa sì che il picco di energia non si abbia più nella stagione invernale quando devo riscaldare, ma si ha nella stagione estiva quando devo raffrescare. E quindi diventa importante avere un impianto che dia il massimo della sua resa proprio nella stagione estiva. Questo è quello che avviene con l'impianto a soffitto. Infatti l'impianto a soffitto ha una resa estiva maggiore rispetto a quella dell'impianto a pavimento. Quindi appunto si sposa meglio con il nuovo modo di costruire gli edifici. In più, l'impianto a soffitto è anche caratterizzato da una bassissima inerzia termica. Questo perché? Perché rispetto ad esempio all'impianto a pavimento in cui c'è un massetto di 5-6 cm al di sopra dell'impianto, l'impianto a soffitto invece ha solamente una lastra in cartongesso che divide l'impianto stesso dall'ambiente e quindi ho molta meno massa da dover andare a scaldare o raffrescare prima di avere beneficio in ambiente. Questo fa sì che l'impianto a soffitto abbia dei tempi di risposta molto più rapidi rispetto appunto a un impianto a pavimento con massetto, diventando quindi un impianto più semplice da gestire, un impianto che si va ad adeguare molto più rapidamente a quelle che possono essere le mutate esigenze del locale, quindi ad esempio nel momento in cui abbiamo un irraggiamento solare che va a scaldare il nostro locale e quindi l'impianto magari nella stagione invernale deve smettere di cedere calore, l'impianto a soffitto, avendo appunto una minor massa e una minore inerzia, si adegua molto più rapidamente. Allo stesso modo, quando deve riaccendersi e ripartire, lo fa in maniera molto più rapida. Un altro vantaggio degli impianti a soffitto è anche quello di essere meno invasivo nel momento in cui si va a fare l'intervento, soprattutto se stiamo parlando di un intervento di ristrutturazione. Infatti, con un impianto a pavimento devo andare molto spesso a modificare le quote interne del pavimento del locale, mi devo alzare per realizzare l'impianto e questo però comporta tutta una serie di modifiche anche di altre parti dell'edificio, devo modificare le soglie, devo modificare gli accessi, devo modificare le porte interne e quindi ho tutta una serie di lavorazioni aggiuntive importanti da dover fare. L'impianto a soffitto invece, dato che comunque ha un ingombro ridotto dai 7-10 cm indicativamente, si riesce a realizzare l'impianto, fa sì che io possa andare a ribassarmi di questa piccola quota a soffitto e molto spesso questo non mi comporta la necessità di dover realizzare altre lavorazioni perché ho
tutto libero già a soffitto e quindi ribassarmi di questi pochi centimetri non mi comporta alcun problema. Un altro vantaggio che posso avere nella realizzazione dell'impianto a soffitto è che se le quote interne me lo consentono, posso andare a realizzare un soffitto ribassato e quindi lasciare un'intercapedine tra il soffitto esistente ed il nuovo soffitto, nella quale far passare anche tutti gli altri impianti, quindi ad esempio l'impianto elettrico, le canalizzazioni per la VMC, quindi la ventilazione meccanica che sempre più si va a realizzare nei nuovi edifici, ad esempio le canalizzazioni per i deumidificatori che sono necessari nella stagione estiva quando l'impianto fa raffrescamento, e quindi riesco a far passare tutta quest'altra impiantistica in questa intercapedine senza dover andare a toccare i pavimenti, rompere i pavimenti e quindi aggiungere delle lavorazioni oltre a quelle che sto già facendo con la realizzazione dell'impianto a soffitto. Un'altra cosa che è importante focalizzare è che anche il legislatore è venuto incontro per le ristrutturazioni perché ci consente di realizzare un impianto radiante anche quando abbiamo già le quote interne al limite. Questo perché? Perché con un decreto interministeriale del 26 giugno 2015 è stata introdotta una deroga di 10 centimetri alle altezze interne minime dei locali nel caso in cui si vada a realizzare un impianto radiante, che sia a pavimento o a soffitto indifferentemente, durante una ristrutturazione. E quindi, ad esempio, anche se i nostri locali sono già a 2,70 m, noi possiamo scendere a 2,60 m per realizzare l'impianto radiante e, appunto, come abbiamo detto prima, in 10 cm un impianto a soffitto si riesce a realizzare senza grossi problemi. Gli impianti a soffitto sono degli impianti radianti e quindi sfruttano l'irraggiamento per riscaldare gli ambienti. Questa è una precisazione molto importante perché molto spesso si dice che il caldo tende ad andare verso l'alto e quindi sembrerebbe quasi un controsenso andare ad installare nel soffitto un impianto di riscaldamento. In realtà il caldo va verso l'alto quando si utilizza la convezione come metodo di scambio del calore, quindi ad esempio quando si ha un impianto a radiatori. Questo perché? Perché il corpo scaldante, quindi il radiatore, si trova a una temperatura molto maggiore rispetto a quella dell'aria che c'è nell'ambiente e quindi l'aria che lambisce il radiatore si surriscalda diventando molto più leggera e quindi tende a salire verso l'alto del locale. A sua volta l'aria che si trova in alto, che quindi è più fredda e più pesante, tende a scendere verso il basso. Questo è quello che proprio viene chiamato un moto convettivo ed è il metodo di trasmissione del calore, quindi che si utilizza per riscaldare ad esempio un ambiente quando appunto si hanno dei sistemi come i radiatori. L'impianto invece a soffitto è un impianto radiante e funziona a bassa temperatura. In questo modo la superficie del soffitto è lievemente più calda rispetto all'aria e agli altri componenti che ci sono nell'ambiente e quindi non si vanno ad instaurare dei moti convettivi, ma questa differenza di temperatura tra il soffitto e gli altri corpi che ci sono in ambiente crea uno scambio di energia per irraggiamento, quindi si crea una radiazione che trasmette il calore dal soffitto, che è il corpo più caldo, verso gli altri elementi che sono dei corpi più freddi e che quindi vanno ad assorbire questa radiazione. L'esempio più comune di questo metodo di scambio del calore è rappresentato dal Sole. Infatti il Sole scalda noi, scalda la Terra per irraggiamento e nonostante si trovi più in alto rispetto a noi, riesce comunque a scaldarci senza alcun problema.
abbiamo pensato di realizzare un impianto a soffitto che è un po' diverso rispetto a quelli che sono normalmente gli impianti a soffitto che si trovano sul mercato. Tipicamente l'impianto a soffitto è composto da un pannello sandwich con un isolante nella parte retrostante, accoppiato ad una lastra in cartongesso in cui sono annegati i tubi veri e propri dell'impianto radiante, quindi i tubi entro i quali circola l'acqua calda in inverno e fredda in estate. Noi invece abbiamo pensato di scorporare la tubazione dalla lastra in cartongesso. Questo perché? Per cercare di andare a creare un sistema che sia più affidabile e duraturo nel tempo. Infatti, andare a inserire il tubo all'interno della lastra in cartongesso fa sì che sia costretto ad utilizzare un tubo con un diametro ridotto. Essendo la lastra in cartongesso da 12 mm, la tubazione che riesco ad inserire è una tubazione che ha un diametro esterno di massimo 8-10 mm. Questo fa sì che il diametro interno sia molto ridotto e quindi abbia delle perdite di carico elevate, ma soprattutto dia più problemi nel tempo dovuti ad eventuali ostruzioni che si possono avere con la formazione di alghe e depositi che si hanno normalmente negli impianti a bassa temperatura. Andando invece a separare la tubazione dalla lastra in cartongesso, siamo liberi di utilizzare un tubo del diametro che preferiamo e quindi noi utilizziamo anche nell'impianto a soffitto un tubo di diametro 16 che è lo stesso identico tubo che si utilizza negli impianti a pavimento e quindi ha un diametro interno doppio rispetto alle normali tubazioni che si utilizzano negli impianti a soffitto. E questo fa sì appunto di andare a risolvere sicuramente i problemi legati a possibili ostruzioni della tubazione. Inoltre, avere il tubo già annegato nel cartongesso fa sì che poi io debba andare a collegare i vari pannelli sulla dorsale principale che porta l'acqua calda e fredda in base alla stagione ai vari pannelli. Queste sono delle giunzioni che vengono realizzate all'interno del controsoffitto e che comunque sono sicuramente dei punti deboli e che nel tempo potrebbero creare qualche problema di perdita. Nel nostro caso invece, avendo appunto una tubazione che viene inserita all'interno dell'impianto e poi chiusa con una lastra in cartongesso, ci consente di realizzare circuiti unici da collettore a collettore senza alcuna giunzione, esattamente come si fa per gli impianti a pavimento. E quindi anche qui andiamo ad avere sicuramente una maggiore affidabilità nel tempo dell'impianto. Il fatto di non avere delle lastre già preformate come appunto quelle tipicamente presenti sul mercato, ma andare a costruire in opera l'impianto fa sì anche che il nostro sistema risulta molto più flessibile sia durante la progettazione che durante l'installazione vera e propria in cantiere e quindi diventa anche molto più semplice andare a realizzare punti luce, andare a inserire altri apparecchiature all'interno del soffitto, quali possono essere ad esempio delle bocchette della VMC o altro. Quindi diciamo abbiamo meno problemi con quelle che vengono chiamate le interferenze degli altri impianti con l'impianto a soffitto. Inoltre riusciamo ad avere una copertura della superficie maggiore perché appunto andando ad avere dei pannelli costruiti in opera di dimensioni anche modulari piccole ci consente di avere una copertura maggiore della superficie del soffitto e questo è molto importante nei locali piccoli quali ad esempio i bagni in cui riusciamo sicuramente a raggiungere una copertura percentuale anche dell'80-85%, quindi tutto a vantaggio della resa dell'impianto. Vediamo come sono fatti i nostri impianti. Abbiamo due soluzioni. Una soluzione che si chiama Dry 40,
che è per i controsoffitti ribassati. Quindi è un pannello che si va a inserire in una struttura ribassata del controsoffitto. Il cartongessista deve realizzare una struttura pendinata in doppia orditura, in cui poi andiamo noi a fornire un progetto con indicati gli interassi sia dell'orditura primaria che dell'orditura secondaria. Dentro da questa orditura si vanno ad incastrare i nostri pannelli, che sono dei pannelli da 4 cm di spessore in XPS, con un apposito dentino che gli consente di incastrarsi direttamente sul montante dell'orditura secondaria del cartongesso, e poi sulla parte della superficie rivolta verso l'ambiente abbiamo dei diffusori in alluminio che servono a catturare il calore dalla tubazione e distribuirlo in maniera omogenea sulla superficie del soffitto. Una volta posati i pannelli si stende la tubazione, come dicevo prima, continua, quindi partendo dal collettore, tornando dal collettore con un unico circuito senza giunte, e poi una volta terminato l'impianto torna nuovamente il cartongessista a chiudere il tutto con le lastre in cartongesso avvitate sulla struttura che si era preparata in precedenza. Abbiamo poi invece anche una soluzione per lavorare direttamente in aderenza al soffitto esistente. Questa la utilizziamo quando abbiamo problemi di quote nelle ristrutturazioni e quindi dobbiamo cercare di ridurre al minimo l'ingombro del nostro impianto. Con questa soluzione riusciamo a realizzare l'impianto compreso di lastra di finitura in cartongesso in soli 4 cm e mezzo. In questo caso il cartongessista deve preparare un'orditura semplice direttamente attaccata al soffitto esistente. Tra i montanti dell'orditura andiamo ad installare i nostri pannelli, chiamati Dry 32, che sono dei pannelli di spessore 30 mm rispetto al Dry 40 che invece era 40 mm. In questo modo il pannello sta nello stesso ingombro del montante del cartongesso. Quindi una volta poi posizionati i pannelli tra montante e montante si va nuovamente ad inserire la tubazione e poi tornerà il cartongessista a chiudere il tutto con la lastra in cartongesso.